provincia di Belluno, come nel resto del Veneto, abbiamo tutte le tipologie di specializzazioni e ovviamente abbiamo numeri diversi, perché penso per esempio all'antincendio boschivo, fanno la parte del leone i bellunesi rispetto al resto del Veneto, per ovvi motivi, perché ci sono i boschi da noi. Si va dai volontari del soccorso alpino alla ricerca persone, all'utilizzo di attrezzature varie, quindi motoseghe piuttosto che pompe per svuotamenti di allagamenti. Copriamo tutte le tipologie di emergenze che possono potenzialmente investire la provincia di Belluno. Noi abbiamo la fortuna in provincia di Belluno di avere un elevatissimo numero di volontari, sono oltre 2000, anche il sindaco, che è autorità locale di protezione civile, sa di poter contare in qualsiasi situazione di un'associazione, un gruppo di protezione civile che è in grado di dargli una risposta sul territorio nell'immediatezza. Poi ci sono naturalmente anche gli apporti di altre strutture, di altre associazioni che possono arrivare in quel sito, però ci mettono un pochettino di più. L'associazione di Belluno è composta da 600 volontari ed è distribuita in maniera capillare sui vari comuni in cui è presente la sezione. Quindi parte dalla Val Belluna, Borgo Val Belluna, Sedico, Sospirolo, Ponte nelle Alpi e Belluno, tutti i comuni dell'Alpago e parte dei comuni dell'Agordino. Queste squadre sono a disposizione dei sindaci prima e poi coordinati dalla sezione, a disposizione poi della colonna mobile nazionale. Abbiamo all'interno 6 specializzazioni, quindi abbiamo la squadra cinofila, con 30 unità cinofile, abbiamo poi la squadra alpinistica che va a fare lavori di disgaldo in quota, abbiamo la squadra sanitaria, abbiamo il soccorso AIB, quindi l'antincendio boschivo a supporto della Regione Veneto, abbiamo la squadra logistica che è disponibile per alimentazione dei pasti e distribuzione pasti con la nostra cucina rotabile per noi e per le varie necessità della popolazione. E in più abbiamo una squadra di operatori con motoseghe, circa 80 volontari abilitati all'uso della motosega. Abbiamo l'ultima nata una specializzazione di droni, abbiamo 2 piloti quindi con il brevetto, che ci assistono sia in ricerca persone sia in attività molto delicate che riguardano la verifica in punti pericolosi dove non può andare l'uomo. Giusto un anno fa è iniziata la nostra avventura per l'esperienza di Vaia. Abbiamo operato nella Valle Alta Agordino, oltre al territorio nostro della Val Belluna, nel comune di Taibon, dove avevamo allestito un campo sfollati e dove c'era la disponibilità della cucina nostra per assistere i nostri volontari. Abbiamo operato nei comuni di Gosaldo, nei comuni di Roccapietore, di Vinallongo e tutto l'Agordino nel mese di giugno, dove abbiamo messo in campo tutte le nostre forze insieme a Triveneto, Anna Triveneto, e abbiamo fatto quello che era rimasto da riparare e da poter dare una mano ai vari sindaci per il ripristino ambientale, e in un mese abbiamo messo a disposizione circa 120 volontari. E a settembre c'è stata un'altra operazione nel Basso Feltrino, dove abbiamo messo anche lì a disposizione un centinaio di volontari, sempre per opere successive al disastro Vaia. Quindi nell'arco di un anno abbiamo messo in moto circa 600 volontari, quasi tutti operativi.